pouvez d'abord me dire, je m'appelle François Guido, j'ai tel âge, et je parle tandasque, tout ça en tandasque. Ben ouais, moi je suis, mon nom de famille est Guido, François. Le surnom de mon grand-père, c'était le toro, un tendasco. De ma pai grand, era il toro. Et, quel âge avez-vous? J'ai 80 anni. Il faut avere me che 80 anni. Quel a été votre métier? Ma mestiere è sempre stato pastore. Ho cominciato piccin, appena quando ci stavo a cammino, si già delle dei bestie e continuavo fino a 65 anni. Brebis ou chèvre? Fei. Faccio buona parte delle fei, ma avevo delle crave, sì. Buona parte è sempre quasi anche 20 anni che lavoravo sempre con i miei, con famiglia, con i miei. Gli ultimi anni, poi, ci stai via e continuavo, ma... Combien de brebis? Combien de brebis? Noi abbiamo sempre tre paste medio per lì, facevo 170, 180. Et vous gardiez où? Où c'est que vous gardiez? Beh, solamente eravamo d'inverno che eravamo lasciati a costa. E ora dopo un paio di anni invernava così, passava l'inverno così. E l'été? E l'été? Stavo montato di scende in montagna. Où ça? Saltava Vallata di Caterina, l'inferno, c'è un po' di montagna da una parte e dall'altra. Et vous étiez dans une vache là? Ah, è già cavastiera, Comment elle s'appelait? Comment on l'appelait la vache là? Ah beh, sì, come dico, ci stavo a vastiera di Verno, ci stavo a vastiera di Santa Maria, ci stavo a vastiera da Aguare, ci stavo a vastiera da Iueda, da Fantitto. Vous fabriquiez le fromage là-haut? Io sono per facciato, ma... Et alors, parce que ça, Jacques, il n'a pas su nous expliquer. Vous connaissez les noms, les brebis, quand elles sont petites et qu'elles grandissent, elles ont des noms différents. Il y a l'agneau, puis l'agneau quand il a 1 an, quand il a 2 ans. Ah ouais. Comment c'est ces noms? Comment on classe? Ah ben, le parti, prima le inagnere. A partir de là, non, il y a un vasi. Il a combien d'années, le vasi? Nano. A 2 anni una novella. A 3 una savonenca, 4 in dentiu e poi dopo lei maggiore. Et comment on voit l'âge de la brebis? Elle sait les dents? Ah, per i denti. Alors, perché Daniela ha il dente dall'alto. Al primo anno, quando dava così, per il dente dall'alto, era monta due. Che c'era il dente da novella. E poi allora erano dopo una montadura da Savonenca e via, fino a 4 anni. Comment on les marquait les brebis? Comment on les marquait les brebis? Ah ben, marqué così là, si te marcare l'orecchia. Ah oui. Et chacun avait son signe? Chacun avait son signe? Quasi. Et ça avait un nom, ça, de les marquer au couteau? Sì, c'è couteau. Et ça avait un nom? Lì al segno, il segno di miei vecchi della famiglia, era una smorciatura, era tagliata e una sciappatura di verde. Et la marque, elle se transmettait de père en fils, la marque? Ah oui, John Mardo fa père en fils. D'accord. Si le fils continuait. Et le fromage, on le vendait où alors? Comment ça se passait après? Ma vedevamo anche un po' come dei puri. Ora che si vendia per lì, c'est-à-dire che d'estate a fazia, ma si faceva più tanto. Formalmente per l'inverno, quando eravamo a costa. E così la stavamo fino a quel mese di luglio, a fine di luglio, basta, ci fermavamo. D'accord.
Et Regardez, les guides attendent, il y en avait. Il n'y avait que ça. Maintenant, ça s'est déjà un peu diminué, mais surtout sur les bergers, c'était presque tous des Oui, guides. oui, c'est étonnant. Hein. À Grany, la Tende. Et pourtant, vous n'êtes pas parents. Vous n'êtes pas parents. Ah, C'est pas la même famille. non. Tous les Guido. Non, ben, il y en a pas, à peu près, il y en a qui sont pas là. Ou alors, ou 20. qu'est-ce que vous connaissez comme nom d'endroit là-bas, aux Merveilles, à Santa Maria, tout ça? Qu'est-ce qu'il y a comme nom de pâturage ou de montagne, etc., en Tandasque? Qu'est-ce que vous connaissez comme nom? Oh ben, il y a que de Santa Maria, il y a Fontanarba, poi il y a Vermasca, dopo il y a i meraviglie come gli diciamo ancora, ma ovviamente c'è l'inferno. Ah, Inferno, ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme lac, par exemple? Comme lac? Là, il y a al lago, per cominciare il lago Savugin, poi il lago Longo, dopo il y a Fulcavo, il lago d'Amuta, il lago de Reuil. Poi no, o dia manco tutti in testa. Et il y avait beaucoup de vachetés là? Dire, l'inferno era di che? Perché l'inferno era una riserva, non una montagna come le altre. Altre di montagne che disegnare i canti, ogni giorno aveva questa montagna. Invece l'inferno era una riserva perché aveva delle bestie maravie. Il y a un isolé qui si isolavano lì, o qualcuno che non aveva di posto, che non sapeva dove andare. Allora lì, quando gli ha detto che pastore, la sua gli ha detto che deve vestire perché. Qu'est-ce qu'elles avaient des noms, ces vachetés? Elles avaient des noms? Sì, già cominciato, prima gli ha vestito dal crepè. Le altre sono per le crove, agli Arbestagno, agli Arciari, al Chavugin, non era il principale. D'accord. Et comment le pâturage de Santa Maria, là où vous étiez, c'était à l'adjudication ou c'était... Ah ouais, l'adjudication. Et comment ça se faisait, ça, l'adjudication? Eh bien, c'est quelque chose, non si a candire. À Candère. Ah. Et il fallait payer alors? Ah, ti appiava dopo che abbia pagato. Alors que pour l'inferno, non. Pour l'inferno, il fallait payer aussi? Non. Là, ci pagavano tanto a testa. Ah, d'accord. D'accord. Il n'y a pas d'adjudication. Lui non dice mai a incanti. Li aggiustava, come si dice. Ah. Allora pagavano tanto a testa.